La parola al presidente IDA, a Davide Scarpa, che poi assieme a Beniamino illustreranno quello che veramente per la prima volta si è riuscito a fare nel territorio di Chioggia. Prego. Grazie. Abbiamo tenuto un corso per gli operatori turistici locali che ha permesso di far conoscere a loro che vendono il nostro territorio ciò che possono vendere ulteriormente al di là della spiaggia e del centro storico. Il territorio ha molto di più, molto altro da offrire, quindi questo permette di destagionalizzare e di offrire qualche cosa che ha un mercato notevole, soprattutto nei paesi del centro e nord Europa. L'esigenza che avevamo era proprio quella di portare i nostri operatori a conoscenza di queste opportunità, quindi conoscenza del territorio, ma non soltanto, perché il corso non è stato un corso tanto in aula, è stato pochissime le ore spese in aula, ma è stato un corso tenuto sul territorio, perché è opportuno che la conoscenza avvenga sia dal punto di vista, diciamo così, intellettuale, ma anche da un punto di vista emozionale, perché quello che vendono poi i nostri operatori è l'emozione che il nostro territorio può portare, e meglio riescono a venderla se meglio riescono a trasmettere queste emozioni. Quindi dovevano vivere i luoghi per poter poi trasmettere queste impressioni che hanno avuto, e dobbiamo dire che l'impressione è stata assolutamente positiva. Molti di loro non conoscevano certe realtà. Abbiamo visitato le aree della laguna, abbiamo visitato le aree vallive della laguna che sono ai più inaccessibili, abbiamo visitato Bosco Nordio, il giardino botanico di Caleri, abbiamo visitato le zone delle bonifiche, gli orti fra Brenta e Adige, le idrovore, tutti i valori storici e naturalistici del territorio che danno sicuramente una marcia in più, e l'emozione e le nuove conoscenze che hanno acquisito i nostri operatori si tradurranno sicuramente in proposte per il turista. Direi che questo è stato possibile grazie naturalmente anche a Beniamino, che ha aperto i canali per materializzare questo corso. Sì, quando mi è stato chiesto quest'anno rispetto agli anni scorsi